Siamo all'interno del carcere Buoncammino, naturalmente qui a Cagliari, in compagnia del direttore di questo carcere, che è il dottor Gianfranco Pala. Intanto buonasera e grazie per aver aperto le porte poi a questa giornata di spettacolo. Non è la prima volta che si aprono le porte per questi spettacoli, tra l'altro gli stentali sono stati già qui in passato e hanno avuto un grosso successo, quindi è sembrato opportuno ripetere l'iniziativa. Raccontiamo la giornata di quest'oggi, come funzionerà poi tutto il procedere della giornata, dello spettacolo? Noi tra l'altro abbiamo accolto volentieri questo invito degli Stentales a fare questo spettacolo, anche perché abbiamo un coro interno nostro fatto da detenuti con un maestro e questo coro in pratica sta iniziando adesso il suo percorso, quindi abbiamo anche ritenuto opportuno inserire questo spettacolo nello spettacolo, in modo tale che così i detenuti possano vedere i loro compagni che appunto sono esercitati e quindi danno un saggio della loro arte. Isapiata e posa, passeggiana piratu, don ti porta elia. Sandira, sandira, andira, andira, andiru. Isapiata e posa, mamma tua l'ha fatto, pro incantare a mie palma deliziosa. Sandira, sandira, andira, andira, andiru. Due filascu, e spunta l'umazzare, sti colore oro ma sandira, sandira, andira, andira, andiru. Direttore, sembra una domanda retorica questa, ma credo sia doveroso chiedergli cosa significa poi in realtà essere il direttore di un carcere così importante, gestire anche tutti questi detenuti. È un compito molto difficile, prima di tutto perché sono molti detenuti, il carcere è sovraffollato. Quanti detenuti ci sono in questo momento qui? Oggi sono 536, il carcere ha una capienza ottimale di 380 detenuti, quindi il sovraffollamento crea disagio nel disagio, perché non dimentichiamoci che sono persone private della loro libertà, con tutti i loro problemi, le loro sofferenze psichiche e fisiche. E in più c'è da gestire anche il personale che appunto in numero ridotto deve assolvere una mole di lavoro non indifferente. Ecco, per i detenuti, hanno dei momenti, oltre agli spettacoli esterni che arrivano, hanno dei momenti loro personali qui dentro la struttura? Ci sono, nonostante la struttura non sia una struttura moderna ma abbastanza adattata, stiamo parlando di un carcere di fine 800, abbiamo due campetti di calcetto, uno per braccio. Abbiamo tra l'altro delle sale hobby dove i detenuti possono appunto fare dei piccoli lavori artigianali e in più abbiamo la possibilità di dar loro la socialità, quindi da una cella all'altra a pranzo o cena possono recarsi in modo tale che così almeno possano attenuare il loro disagio. Notate poi che lei ha la direzione di questo carcere? Quasi 10 anni. Quindi si può dire che c'ha una bella esperienza. Poi venendo anche da istituti come l'Asinare, Bade Carros e Cuneo, quindi tutto sommato sono abbastanza rodata. Che differenza c'è comunque un carcere come l'Asinara completamente diverso a uno come questo, come quello di Buoncammino? Quali sono le differenze oggettive? Questa è una casa circondariale, abbiamo molti detenuti che sono in attesa di giudizio, sono i detenuti più difficili da trattare perché anche l'ansia del processo purtroppo incide sul soggetto. Qui ci sono molti tossicodipendenti con problemi fisici e psichici e molte volte anche malati psichiatrici. L'Asinare invece era una colonia penale dove i detenuti lavoravano, stavano all'aperto, quindi erano più selezionati. E in più c'era la sezione massima sicurezza, allora 41 bis, dove c'erano tutti i detenuti più pericolosi d'Italia, però quelli erano chiusi e tra l'altro erano detenuti che dal punto di vista sanitario davano poche preoccupazioni. Quindi questo forse è più difficile da gestire. Quindi qualche problematica in più c'è? Sì, in effetti c'è. Ascolta, quando ci si ritrova con queste persone che hanno questi problemi anche psichici, come ci si comporta? Psichici, come ci si comporta, Abbiamo uno staff di persone, educatori, psicologi, psichiatri, medici e abbiamo il SERD che interviene quotidianamente e pertanto si cerca appunto di attenuare il loro disagio sia dal punto di vista fisico che psichico con i colloqui e poi soprattutto se si tratta di tossicodipendenti c'è il SERD che col metadone o altri medicinali di supporto cerca appunto di venire loro incontro.
Direttore, noi la ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie, altrettanto. Viva che deserto fino con cardellina e spiantados, chi si vanta prolicos e rodos, si lo piascovente sono nudados, ma si zan pro mostrare esa baqueta, e pestes que non son galupacadas, invitaba que en esas marionetas, son vermes que por luz a su maneta. Eu non visto os carabinieri, il locco nostro proibito di su, e non arresta solo pangaro per bicchiere di una burca e una pure. Eu non visto os carabinieri, il locco nostro proibito di su, e non arresta solo pangaro per bicchiere di una burca e una pure. Siamo in compagnia del commissario, il comandante del reparto, poi con la dottoressa Michela Cangiano. Insomma, ben trovata, insomma, una parola un po' grande perché siamo noi che siamo venuti a trovare voi in realtà in questa giornata di spettacolo. Cosa significa per voi proporre delle giornate di questo tipo per i vostri detenuti? Significa sensibilizzare la società civile sui problemi penitenziari. Significa dimostrare che con azioni fondate sulla responsabilizzazione del detenuto si può ottenere moltissimo. Se lei oggi nota l'organizzazione di questo evento, si rende conto che ci sono circa 150 detenuti, poliziotti penitenziari a disposizione sono una ventina, quindi assolutamente un conflitto asimmetrico di forze, sono in netta prevalenza. La sicurezza è garantita quindi, oltre che dalla presenza del personale, proprio da un senso di autoresponsabilità, ed è questo senso che rende questi eventi ancora più importanti, quindi non solo un momento di evasione, tra virgolette, dalla carcerazione, ma un modo per dimostrare alla società che, seppure con determinati limiti e accorgimenti, di loro in certi casi ci si può fidare. Quindi è un momento importante per questo. È un po' come dire diamo una mano a questi detenuti perché comunque insomma, diamo un'altra possibilità anche se vogliamo. Una possibilità sì. Una mano, non sono d'accordo sull'uso di questa espressione perché non stiamo dando una mano al detenuto, stiamo facendo meno di quello che la legge ci impone di fare, meno non per cattiva volontà, perché questi eventi come il lavoro, come altre attività ricreative sono educative, pedagogiche, sono previste dalla legge, meno perché non ci sono le risorse. Oggi questo evento è stato possibile grazie a atti di veramente volontariato del personale di polizia penitenziaria, un carico di lavoro individuale che ha aumentato enormemente e si è fatto proprio perché il personale di polizia penitenziaria, in collaborazione con le altre figure, crede in questi eventi, proprio per il duplice obiettivo sensibilizzare la società civile e dimostrare che si può ottenere sicurezza attraverso la responsabilizzazione del detenuto. Le faccio una domanda, comandante, ma lei quanto tempo è che fa un lavoro di questo tipo? Mi sembra abbastanza giovane, quindi cioè, anche un lavoro un po' particolare, insomma la scelta da parte sua di fare questo mestiere, poi quanto tempo è che fa questo lavoro? No, giovane, ho 36 anni, faccio questo mestiere da qualche anno, sono stata comandante del reparto di polizia penitenziaria di Busto Arsizio e da settembre che lavoro in questo carcere. Sì, ma è una scelta la sua, cioè fare il comandante comunque? Allora, guardi, io un po' è stato un caso che mi sia trovata a fare questo lavoro, però è diventato ogni giorno una scelta sempre più convinta e sempre più consapevole. Ed ogni giorno il fatto di indossare questa divisa, il fatto di condividere con tanti colleghi questa missione così difficile e misconosciuta, assolutamente mistificata dalla società, è veramente un punto di orgoglio che cresce quotidianamente. Le faccio i complimenti per la sua forza e insomma è anche questo sorriso che ci dà anche più positività, direi. Guardi, io la ringrazio non tanto per il complimento quanto per la vostra presenza qui e spero che sia
una goccia in un mare di informazione corretta, perché purtroppo spesso si sente dire che la sicurezza si ottiene aumentando la carcerazione piuttosto che aumentando l'afflittività di un'esecuzione penale. In realtà, non lo dico io, lo dicono eminenti criminologi, la sicurezza del cittadino si ottiene da un lato garantendo la risposta sanzionatoria nel momento in cui si accerta un reato, ma soprattutto nel momento in cui la persona ha sbagliato, dare a questa persona la possibilità di ritornare nella legalità, anche perché un sistema diverso non è sostenibile economicamente. Un detenuto al giorno costa 300 euro, 300 euro al giorno, sì, eppure non è un albergo a 5 stelle, certo. Qui un posto in una camera da 6 senza servizi in camera, cioè almeno non la doccia, ecco, costa 300 euro al giorno. Un po' tantino però. Non economico e soprattutto non dà sicurezza al cittadino, perché se non si offrono determinate opportunità all'uscita dal carcere ci ritroviamo nello stesso punto di partenza, anzi se queste opportunità continueranno a diminuire, se non si darà il giusto peso all'esecuzione penale ci troveremo più indietro di dove siamo partiti.